Continuano senza sosta con l'ausilio di apparecchiature speciali le ricerche in mare dell'imprenditore trevigiano Luciano Miotto, scomparso da sabato durante un'immersione. Familiari e amici sperano ancora. E mentre le ricerche continuano, sono ore di angoscia per colleghi e amici, lo sconcerto e il dolore delle associazioni industriali, uomo dinamico e concreto. Ennesima aggressione ad un dipendente della MOM, controllore preso a schiaffi sulla linea calda Treviso-Jesolo, dove salgono i ragazzi di ritorno dallo sballo del sabato sera. Olimpiadi invernali del 2026, spunta l'ipotesi di una candidatura unitaria a Cortina, Milano e Torino. Governatore Zaia ospite a Ring, in onda questa sera, il Veneto ago della bilancia della scelta. Dopo il rinvio a giudizio degli indagati di Banca Intra, anche per il crack di Veneto Banca potrebbero finire sul banco degli imputati non solo i vertici, ma anche i direttori delle filiali fino ai cassieri. Rimangono gravi le condizioni del 41enne di Sernaglia, investito sabato da una moto lungo la strada in cui si è consumato il dramma. Si corre troppo, come aveva denunciato pochi minuti prima la moglie su Facebook. Caldo e afa anche nella Marca, si apre una settimana bollente, dichiarato dalla regione lo stato di allarme. Al pronto soccorso del Caffoncello, situazione al momento sotto controllo. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione trevigiana dei telegiornali di Antenna 3. In primo piano dunque le ricerche che sono proseguite anche oggi, al momento senza però esito, dell'imprenditore trevigiano Luciano Miotto, scomparso da sabato pomeriggio dopo che si era immerso nelle acque al largo di Cortellazzo a Venezia. Ancora senza esito dunque i pattugliamenti dell'Adriatico che si sono estesi oltre le 5 miglia marine fronte Jesolo e Eraclea. Si cerca senza sosta e si cercherà finché verrà ritrovato Luciano Miotto, l'imprenditore di San Donà ed ex vicepresidente di Un'Industria a Treviso, scomparso sabato pomeriggio tra le acque della foce del Piave a Cortellazzo. La speranza di trovarlo ancora vivo è ridotta al lumicino, soprattutto dopo le testimonianze che avvalorerebbero il malore in fase di risalita in barca. Luciano Miotto, 59 anni, con la passione oltre che per la propria azienda anche per il sub, era uscito con gli amici per un'immersione. Una volta in acqua però avrebbe cercato di risalire sul natante che l'aveva portato al largo di Cortellazzo di fronte alla foce del Piave. Solo il tempo di levarsi una pinna e poi le mani che mollano la presa e il corpo che in pochi istanti sparisce tra i flutti. Allertati i soccorsi, sono subito iniziate le ricerche proseguite per tutta la giornata di domenica e quella di lunedì, purtroppo senza esito. Sotto la direzione della Guardia Costiera sono in pattugliamento 2 navi di Venezia e Caorle, una motovedetta della Guardia di Finanza, un elicottero dei Vigili del Fuoco, oltre all'unità subacquea dei pompieri che hanno proceduto a una serie di immersioni senza esito. Oggi il campo d'azione si è esteso oltre le 5 miglia marine fronte Caorle ed Eraclea, considerando le forti correnti presenti nella zona del delta del Piave. Domani arriverà da Milano anche un'ulteriore squadra dei Vigili del Fuoco, con un'attrezzatura specifica dotata di sonar per effettuare ulteriori ricerche sul fondale. E sono giorni, ore di angoscia, di apprensione per le sorti di Luciano Miotto anche dagli industriali trevigiani, dove l'imprenditore, lo ricordiamo, ha un'azienda in provincia di Treviso a Cessalto e dove ha ricoperto il ruolo di vicepresidente per poi arrivare ai vertici di Federmeccanica in Confindustria Nazionale. Ho ricevuto tra l'altro tantissime telefonate da parte dei nostri colleghi imprenditori, da parte anche degli altri presidenti che hanno avuto l'opportunità, la fortuna insomma di conoscere Luciano, il quale è sempre stato un amico dell'associazione, sempre molto impegnato, molto presente. Dinamico, pratico, ma con progetti che diventano realtà. Luciano Miotto, sandonatese, con il cuore trevigiano, per tutti è così, sia nella sua azienda di Cessalto che nel suo impegno associativo. Ingegnere elettrotecnico, sviluppa l'Imesa, l'azienda di famiglia, oggi leader nel settore delle lavanderie industriali. Una passione anche per il radiocontrollo, non a caso il suo ultimo progetto è far dialogare la lavatrice di casa con il resto degli elettrodomestici, in una visione digitale che l'aveva portato nel CDA di Treviso Tecnologia, azienda speciale della Camera di Commercio di Treviso. Impegno professionale ma anche passione sociale, con la vicepresidenza di Un'Industria a Treviso, la presidenza nel settore metalmeccanico. Poi il salto in Confindustria Veneto fino alla vicepresidenza di Federmeccanica in Confindustria Nazionale. Un volto noto a tutti ovunque, a Treviso come in Veneto e anche a Roma.
Da parte di tutti noi, insomma, c'è veramente una profondissima tristezza. Siamo vicini alla famiglia, siamo vicini all'impresa e adesso è un po' il momento di aspettare, il momento del silenzio. Un silenzio carico di ricordi per la Presidente piovesana, con una frase particolare diventata un vero e proprio motto. Sempre presente, sempre propositivo, sempre allegro, un gran sorriso e insomma quando parlavamo così diceva Maria Cristina, no, dobbiamo fare di più. Ecco, io insomma me lo porto nel cuore sempre con questo messaggio che bisogna sempre cercare di fare qualcosa di meglio. Vittima della montagna, un manager trevigiano di 56 anni colpito ieri da un frammento di roccia. Doveva essere un'escursione come tante altre per lui, appassionato da sempre di montagna, e invece da un costone si è staccato un masso che lo ha colpito alla testa uccidendolo. Vittima dell'incidente in montagna ieri pomeriggio, poco dopo le 17, alle pendici del Legorai in Trentino, un manager di paese, Gianfranco Burlini, 56 anni, colpito dal frammento di roccia, il professionista è rotolato giù dalla scarpata. L'episodio a quota 1500 metri. L'amico che era con lui ha immediatamente allertato i soccorsi, ma ogni tentativo di rianimazione è risultato inutile. Burlini, ex allievo del Collegio Pio X di Treviso, laureato a Padova in ingegneria meccanica, aveva a lungo lavorato al gruppo Carraro e quindi all'Aprilia di Noale per approdare poi all'azienda Forgital di Vicenza. La salma è stata ricomposta all'ospedale di Borgo Valsugana in attesa dell'arrivo dei familiari. Stava sempre passeggiando in montagna una 27enne di Zero Branco che è stata morsa da una vipera. È fuori pericolo ma rimane ricoverata nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Belluno la ragazza di 27 anni di Zero Branco che ieri pomeriggio è stata morsa da una vipera. La giovane insieme ad alcuni escursionisti stava facendo una passeggiata a Falcade nei pressi del rifugio Flora Alpina a 1800 metri d'altezza quando ha avvertito un dolore alla caviglia. È a quel punto che si è accorta del morso del serpente. Nonostante il terrore iniziale, la 27enne è riuscita con l'aiuto degli altri escursionisti a raggiungere il rifugio e a chiamare i soccorsi. Il SUEM ha trasportato la ragazza all'ospedale di Belluno dove si trova tuttora ricoverata. Nuova aggressione ad un addetto della MOM, di scena la tratta Treviso-Jesolo dove da tempo la società di trasporto pubblico sta monitorando una moda in voga tra i più giovani, partire con la corriera il sabato pomeriggio, sballarsi per tutta la notte e poi magari ancora alterati risalire in autobus per tornare a casa senza però pagare il biglietto. Utilizzare la corriera per sballarsi senza pensieri per il rientro. E questa è la moda 2018 dei giovani per l'estate iesolana. Prendere il mezzo pubblico il sabato pomeriggio, esagerare tutta la notte in spiaggia dove dormire alle prime luci dell'alba e poi magari ancora alterati riprendere la corriera verso casa. A segnalare questa pratica la MOM che sta monitorando i casi di biglietti non pagati ma soprattutto di aggressioni ad autisti e controllori. Noi abbiamo messo in campo ben 10 AE che sono gli addetti di esercizio, una serie di controllori, in più abbiamo anche delle squadre esterne di vigilantes che vanno a presidiare determinati punti e determinate autostazioni. La corsa deve partire regolarmente per la serenità degli utenti e dei clienti, laddove ci sono dei problemi partono dei segnali e quando è il momento opportuno in determinati luoghi opportuni e sicuri si interviene. Ed è quello accaduto domenica pomeriggio proprio di ritorno dalla spiaggia. 2 ragazzi di colore vengono individuati da un controllore lungo la tratta Jesolo-Treviso. Sono particolarmente agitati e diventano violenti quando il controllore chiede loro i biglietti. L'addetto cerca di tenere calma la situazione fin quando si arriva al capolinea di Lungosile Mattei. A quel punto si aprono le porte e i due tentano di fuggire schiaffeggiando il controllore. Non sanno però che da tempo un'auto con personale in borghese sta seguendo la corriera e che ad aspettarli c'erano le pattuglie delle volanti. Se fosse successo qualcosa, quindi anche una eventuale uscita preventiva, c'era già la macchina a disposizione per poter intervenire e perseguirli. Senta, come sta intanto il controllore? Bene, sta bene, ieri sera era già fuori dal pronto soccorso, qualche giorno di prognosi, soprattutto recuperare lo spavento, ancorché loro sono abituati, tra virgolette, a fare questo mestiere, però essere sempre coinvolti crea sempre un po' di palpitazione, quindi è giusto che adesso abbia qualche periodo di riposo. E questi 2 ragazzi che fine faranno? Sono denunciati? Questi 2 ragazzi sono denunciati, partirà la querela e quindi poi ci sarà tutto l'iter del tribunale che li andrà a perseguire.
Olimpiadi invernali del 2026, oggi a Roma il governatore del Veneto Zaia ha incontrato il presidente del CONI Malagò, entrambi hanno parlato dell'ipotesi di una candidatura unitaria che vede insieme Cortina, Milano e Torino, tema di cui ha parlato anche Zaia nel corso di Ring che andrà in onda questa sera alle 21:15 su Antenna 3. L'imbarazzo oggi di scegliere qualcuno in alternativa di Cortina e pensare di liquidare Cortina con una pacca sulla spalla è grande, quindi per decidere comunque bisogna chiedere, non dico venire a patti con i veneti, comunque bisogna discutere anche con i veneti. Buttare fuori del tutto Cortina è difficile, mettere assieme Cortina a Milano e Torino è una partita, mettere assieme Cortina a Milano è un'altra partita, per cui cercheremo di capire cosa ci dicono, cosa ci offrono. Così il governatore del Veneto Luca Zaia, ospite nell'ultima puntata stagionale di Ring in onda questa sera su Antenna 3, a proposito di un colpo di scena che potrebbe esserci nella scelta della candidata per le Olimpiadi invernali del 2020. E di questo il presidente del Veneto è tornato a parlare oggi a Roma dopo la presentazione nella sede del CONI del campionato mondiale di mountain bike marathon che si terrà il 15 settembre nell'area di Auronzo e Misorina. L'ipotesi di una candidatura unitaria non c'è stata nessuna proposta in questo momento, noi dobbiamo difendere quello che abbiamo presentato e ci fermiamo qui. Se poi le proposte saranno messe nero su bianco le valuteremo. Poi c'è la partita del nome, se la fai a Cortina e la chiami Milano non funziona, ha sottolineato Zaia, che poi ha aggiunto: noi ci crediamo, abbiamo la candidatura più bella e low cost, oggi c'è stato un utile approfondimento rispetto alla filosofia del nostro dossier e penso che le prossime 24 ore saranno strategiche e decisive. E dell'ipotesi di una candidatura unitaria tra Cortina, Milano e Torino ha parlato anche il presidente del CONI Giovanni Malagò. Al momento non è ipotizzabile, spiega, perché la proposta non è sul tavolo, ci sono le 3 città divise, questa sera non so se risponderò allo stesso modo. Il Veneto è giusto che speri nelle Olimpiadi, si sa quanto ci tiene, lo ha dimostrato, aggiunge il capo dello sport italiano. Ci siamo incontrati stamattina per fare il punto della situazione su alcuni aspetti su cui era indispensabile avere dei chiarimenti, perché domani ci sarà l'ultimo incontro della commissione. Dopo la relazione, ha concluso Malagò, mercoledì si andrà a votare, come è giusto che sia. Insomma, ancora poche ore e poi ogni nodo verrà sciolto e la decisione definitiva presa, e in Veneto si incrociano le dita. Ed ora le banche venete con la chiusura indagini della procura piemontese di Verbania su uno degli istituti assorbiti da Veneto Banca. Rinviati a giudizio non solo i vertici di Montebelluna ma anche direttori, promotori finanziari e cassieri. Per tutti l'accusa è truffa aggravata in concorso. Truffa aggravata in concorso. E questa è l'accusa per i vertici funzionari di Veneto Banca da parte della procura di Verbania. Il caso riguarda Banca Intra, uno degli istituti assorbiti dalla Banca di Montebelluna nel corso dell'era Consoli. Sono 43 le persone che finiranno a giudizio lungo il lago piemontese, partendo proprio dal direttore generale divenuto poi amministratore delegato. Ma la vera novità è che alla sbarra finiranno anche i dirigenti e non solo delle filiali, perché come ha scritto la procura avrebbero fatto sottoscrivere acquisti azionari senza informazioni sul rischio. Nel mirino dei direttori delle filiali, definiti veri e propri truffatori nel fascicolo, tutti i correntisti con deposito superiore ai 10.000 euro. In molti casi, sottolinea il pubblico ministero, i clienti avevano oltre 80 anni ed erano convinti di sottoscrivere ben altri titoli, BOT ad esempio. Una decisione, quella della procura di Verbania, che avrà senz'altro ripercussioni sull'inchiesta in corso a Treviso e che riguarda la capofila del gruppo con numeri e possibili imputati decisamente più elevati. Verbania ha accertato, per quello che si intende, responsabilità individuali anche da parte di funzionari non apicali della banca. La mia osservazione è che laddove, come pare riscontrato, vi siano state delle disposizioni contrarie a norme regolamentari e queste disposizioni siano state praticate in modo acritico da direttori di filiale, da responsabili di cassa, da promotori finanziari, costoro comunque sono chiamati a rispondere delle proprie responsabilità. Quindi alla sbarra con l'accusa di truffa anche a Treviso potrebbero finire non solo i vertici, ma tutti i direttori delle filiali, i promotori finanziari, fino ad arrivare ai cassieri.
E questo nonostante molti di loro abbiano già dichiarato di essere stati costretti a promuovere l'acquisto di azioni sotto pressioni psicologiche legate al raggiungimento di obiettivi sempre più impegnativi. Per certo non è una giustificazione, potrà spiegare dei comportamenti umani come tali comprensibili ma che non esimono da responsabilità, perché come nella gerarchia militare anche in una struttura civile gli ordini legittimi non si eseguono. Grave incidente stradale la scorsa notte intorno alle 3:15 a Gaiarine. Una ragazza di 17 anni è uscito di strada autonomamente mentre si trovava in sella al suo scooter. Per cause ancora da accertare, il giovane ha finito la sua corsa in un fossato. Sul posto è intervenuta un'ambulanza del SUEM che ha trasportato il ragazzo al Cafoncello. Le sue condizioni sono considerate gravi. Un 23enne nigeriano residente a Giavera del Montello è stato arrestato ieri sera dai carabinieri dopo aver rubato lo smartphone ad un altro straniero, un 24enne senegalese, con cui si era incontrato per formattare un altro telefono. Improvvisamente il giovane, con precedenti per delitti contro la persona e il patrimonio, si è impossessato dello smartphone Samsung e ha cercato di allontanarsi. I carabinieri sono subito intervenuti arrestandolo in flagranza. Questa mattina in tribunale a Treviso l'udienza di convalida dell'arresto. Per i 23enne sono stati disposti i domiciliari. E rimangono gravi le condizioni del 41enne di Sernaglia della Battaglia investito sabato da una moto. Lungo la strada in cui si è consumato il dramma si corre troppo, come aveva denunciato pochi minuti prima del dramma la moglie del 41enne con un post su Facebook. Via Farra tra Sernaglia della Battaglia e Farra di Soligo. È qui che sabato pomeriggio un ex meccanico di 41 anni, ora agricoltore, è rimasto gravemente ferito e investito dalla moto di un 27enne che per un paio di volte, dicono i testimoni, è andata su e giù lungo la strada ad alta velocità, tanto da far andare su tutte le furie il 41enne uscito di casa brandendo una scopa. Un'uscita repentina con il motociclista che non è riuscito a evitare l'impatto. L'uomo è ora ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Treviso, assistito dalla moglie che proprio pochi minuti prima aveva postato su Facebook tutta la rabbia dei residenti di una strada scambiata troppo spesso per una pista. Un problema noto a tutti, come conferma un cittadino che preferisce non venire ripreso, ma racconta così quei momenti. È andata avanti e indietro un paio di volte sicuramente. Io ero in camera che stavo riposando e l'ho sentito, l'ho appena fatto dire a mia moglie, questo qua prima o poi si è schianta. Non l'avessi neanche detto. La volta successiva che le è venuto in giù, che le è ripassato in giù, ho sentito la frenata perché è ricaduto. In piazza se ne parla, la gente suggerisce di installare dei rallentatori. Sono strade che ti invitano perché non c'è nessun fermo. Rallentatori, diciamo, magari morbidi, però servirebbero in modo che uno, finché non impara, imbatte il naso e si fa male. I dissuasori rompono le scatole per quello, però servono. Bisognerebbe stare attenti sulla strada perché per le moto hanno troppo acceleratore, sì. È una strada diritta e le uniche soluzioni, se si mette mano, possono essere di creare degli impedimenti fisici alla velocità, però in questo caso non sappiamo se il gioco può valere la candela, perché creare delle chicane, creare degli ostacoli alla fin fine può portare a disagi superiori dei vantaggi che si possono avere. La raccomandazione principe e la cosa principale proprio da fare è rispettare i limiti e i divieti, sono lì per la nostra sicurezza prima di tutto. Adesso ci fermiamo per pochi minuti di pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta, andiamo a Castelfranco con l'avvio di un cantiere in cui molti si imbatteranno in questi mesi. Castelfranco Veneto, uno degli storici incroci della circonvallazione, quello con via San Pio X, sta per sparire. I lavori per eliminare il semaforo e ricavare una rotatoria sono iniziati. Il Comune chiede ad automobilisti e camionisti di avere pazienza. 300 giorni la durata dell'intervento, del costo complessivo di 1.250.000 euro. Siamo consapevoli dei disagi che stiamo provocando perché si notano le colonne, le code, ma insomma è un disagio che verrà sicuramente compensato nel momento in cui la rotonda sarà completata.
Il programma dei lavori prevede anche la temporanea chiusura di via San Pio X per realizzare un'opera inserita in corsa, il sottopasso ciclopedonale. Eliminare l'incrocio significa ridurre code e tempi d'attesa su una direttrice stradale fondamentale per il territorio. L'asse che da Treviso va a Vicenza vedeva in Castelfranco Veneto gli ultimi 3 semafori, quindi è un'opera strategica non solo per la città ma per la viabilità tutta della provincia di Treviso, anche in ottica di arrivo della Pedemontana, perché le bretelle di adduzione vedranno poi questa rotonda scaricare traffico che verosimilmente avremo con il collegamento verso la Pedemontana Veneta. Prossimo obiettivo, annuncia il sindaco, l'altro incrocio ancora irrisolto. Stiamo già ragionando per risolvere l'altro nodo cruciale, che è la rotonda che noi chiamiamo comunemente rotonda di Barbesin. Migliorano le condizioni dei 2 trevigiani, una donna colpita dal virus West Nile e una ragazza a cui è stata diagnosticata la febbre dengue. Sentiamo il direttore generale dell'USL 2, Francesco Benazzi. Abbiamo dei pazienti ma è sotto controllo, sono seguiti, credo che la fase più critica sia stata superata e quindi credo che ormai si stiano avviando verso la guarigione, per cui noi dobbiamo più che altro indicare sempre alle persone che quando vanno in luoghi a rischio devono coprirsi, devono usare antirepellenti, lautano o altri prodotti e devono ovviamente di evitare ad esporsi in situazioni dove ci possono essere zanzare e tigre che possono creare problemi di questo tipo. Possiamo tranquillizzarli perché, come diceva il nostro primario Scotton, siamo nella media stagionale, quindi niente di nuovo, niente di picchi assolutamente di patologie di questo tipo. Il caldo è iniziata la settimana più incandescente dell'estate, la regione Veneto ha dichiarato lo stato di allarme. Gli esperti parlano della settimana più calda dell'estate ed è stato sufficiente questa settimana aprire le finestre per averne conferma. Già nelle prime ore della mattinata la colonnina di mercurio si è avvicinata ai 30 gradi, superandoli abbondantemente nel corso della giornata. Temperatura al di sopra della media stagionale, con valori intorno ai 35 gradi, ma in alcune località si sono sfiorati anche i 38. L'intensa ondata di caldo durerà almeno fino al primo weekend di agosto e chi spera di trovare un po' di refrigerio alla sera dovrà rassegnarsi, perché i valori faticheranno a scendere sotto i 25 gradi. E alla luce delle previsioni contenute nel bollettino del disagio fisico e della qualità dell'aria per la regione del Veneto emesso da ARPAV, è stato dichiarato lo stato di allarme climatico per disagio fisico da oggi fino al 2 agosto per le zone costiere, pianeggiante continentale, pedemontana e montana del Veneto. Di conseguenza l'assessore alla sanità ha disposto l'attivazione immediata delle particolari forme di organizzazione assistenziale rivolte particolarmente ad anziani portatori di malattie croniche, respiratorie o comunque a rischio. È attivo anche il numero verde 800 462 340, realizzato con la collaborazione del servizio telesoccorso e telecontrollo. La Marca trevigiana rimane tra le province più incandescenti del Veneto e se al momento non si registrano particolari criticità nei pronto soccorsi, nonostante sia tutto pronto in caso di un aumento degli accessi, rimangono sempre valide le raccomandazioni rivolte in particolar modo ad anziani e bambini, come bere molto, assumere molta frutta e verdura e soprattutto non esporsi nelle ore più calde della giornata, non esporsi direttamente al sole e poi soprattutto per le persone più anziane e per i bambini più piccoli, fare particolare attenzione. E sono molti coloro che, cercando proprio un po' di refrigerio, scelgono le rive del Piave. Estate, sei calda come i baci che ho perduto. Quando la morsa del caldo non ne vuole sapere di mollare la presa, quando il termometro sembra essersi dimenticato dell'esistenza di numeri inferiori al 30, quando la fronte si riempie di sudore alla sola idea di uscire di casa, o quando, peggio, a casa il condizionatore non c'è e il soggiorno non è molto diverso da un forno. In tutti questi casi, aspettando le vacanze vere al mare o magari in alternativa alle spiagge e dalle code in auto, allora per i trevigiani l'ultima spiaggia, è proprio il caso di dirlo, è il Piave. Non sono in pochi a sceglierlo e così si presentava il fiume all'ora di pranzo all'altezza di Ponte di Piave, da fiume sacro alla patria a fiume consacrato, per così dire, al refrigerio dalla calura tropicale. Meglio il fiume perché non c'è tanta gente qua. È più tranquillo. In questi giorni di caldo torrido va bene anche il Piave. Esatto, pur di stare su un posto dove c'è un po' di fresco, va benissimo il Piave. Che non è più inquinato da 30 anni per via dei depuratori delle cantine che una volta inquinavano, lasciavano tutti i scoli.
Per fortuna oggi abbiamo la salvaguardia di queste cose. Perché siamo più vicini e perché c'è anche molta meno gente, veniamo qua, siamo più tranquilli, ci facciamo la grigliatina. Sa che si sta bene, io riesco a leggere solo qua al Piave. Se tira un po' d'aria sembra essere in Sardegna, speriamo. E pazienza se invece di sabbia, onde e palme l'orizzonte è solcato dai cavalcavia, con camion e auto che ci passano sopra. L'acqua non è male, dicono, anche se un po' di rispetto in più ci vorrebbe, evitando di mollare i rifiuti ovunque. Stiamo male a vedere queste cose perché purtroppo è di tutti il Piave, però se continuiamo così diventa un'immondizia di tutto quanto. Vi ricordo l'appuntamento in prima serata con Ring, la politica alle corde, che torna puntuale alle 21:15, ospite in studio per quest'ultima puntata della stagione, prima della pausa estiva, il governatore del Veneto, Luca Zaia. Tema della puntata autonomia, ma insieme a lui si parlerà di tanti altri temi di politica territoriale e nazionale, come il decreto dignità, ma anche e soprattutto le Olimpiadi invernali del 2026. Con l'edizione trevigiana ci fermiamo qui, come sempre vi lascio le previsioni del tempo, grazie per l'attenzione, buona serata a tutti. General Beton Calcestruzzi, a fianco di chi costruisce e lavora in qualità. General Beton è presente in tutto il Veneto, Friuli, Venezia Giulia e all'estero. Ben ritrovati al meteo. Alta pressione e dunque bel tempo sul Triveneto, ma diamo uno sguardo più approfondito. Sul Veneto ampio soleggiamento, sarà dunque una splendida giornata all'insegna del sole su tutti i settori. Al pomeriggio tuttavia non si escludono degli occasionali piovaschi sui monti del Bellunese, cielo sempre sereno sui restanti settori. Clima caldo con temperature minime tra 20 e 24 gradi. Valori massimi compresi invece tra 32 e 37 gradi. Diamo uno sguardo al Friuli, Venezia Giulia. Poche novità, situazione molto simile, con qualche pioggia solamente al pomeriggio sui rilievi alpini. Ampio soleggiamento invece altrove, con il cielo che si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso. Temperature molto calde con minime comprese tra 22 e 23 gradi. Valori massimi oscillanti invece tra 33 e 37 gradi. Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige. Non cambia di molto la previsione, con tanto sole al mattino e solo con qualche isolato fenomeno al pomeriggio sui settori alpini di confine. Cielo sereno o al massimo poco nuvoloso sui restanti settori. Temperature minime tra 18 e 20 gradi. Valori massimi compresi invece tra 34 e 38 gradi circa. Dal meteo per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. General Beton Calcestruzzi, a fianco di chi costruisce e lavora in qualità. General Beton è presente in tutto il Veneto, Friuli, Venezia Giulia e all'estero.